ora in onda Potere al Popolo. Potere, 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 potere al popolo! Come state? Come state? Un saluto da Sammy Varin, certamente. Siamo tornati in onda con la nostra controinformazione, che è anche la vostra controinformazione. Chiaramente siete sempre i migliori perché effettivamente ci state scrivendo come non mai, WhatsApp di complimenti. Per noi è bello perché comunque capiamo che questo lavoro che facciamo è importante, facciamo davvero una controinformazione importante e magari insomma è bello perché ci potremmo anche trovare questa domenica. Mm? Cosa ne dite? A Pontida ci sarete? Lo sapete, c'è un sito legaonline.it, c'è la possibilità di prenotare i pullman che vi portano da tutta Italia a Pontida, incrociare noi di Radio Libertà, abbracciarci e dire cavolo, ci siamo sentiti per un anno, ti ho sentito Sammy Varin a fare la rassegna stampa la mattina, come vado? A proposito, potrete dirmi come sto andando? Qui complimenti e non complimenti, perché ragazzi miei, è impossibile essere all'altezza di Giulio Cainarca e anche del grandissimo Antonino Danna, che spesso e volentieri sentite anche lui in rassegna stampa, ma il mio è un prodotto diverso, già. Cerchiamo veramente di inventarci un qualcosa che le altre radio non fanno. Così come, certo, lo facciamo anche dal punto di vista della musica. E infatti, tra pochi minuti, avremo ospite in studio un artista che si sta tuffando completamente nel lagone musicale e tra le sue produzioni c'è questa, che è una canzone che parla un po' di tutti noi e di tutti voi. Si intitola Tutti casi umani. Tutti i casi umani parla di quello che ci succede quotidianamente e delle persone che incontriamo quotidianamente per strada o che magari ci circondiamo di queste persone. Basta, mi zittisco. Allora, facciamo così, ci tuffiamo subito nella musica indipendente, trasmettiamo questo pezzo di Gaia Papadia, Tutti i casi umani, e poi la Gaia ci passa a salutare. Ma che ci spero a fare? 2 cuori più un altare e un karma familiare. Assurdo non ti pare? Di selfie al cellulare ne è pieno. Io sogno una cornice d'argento e vorrei che non mi prendessi di petto. La terapia d'urto la faccio da un esperto. Tutti i casi umani, 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 tutti i casi umani. Per me che volevo soltanto trovare l'amore. Famiglia non aiuta, principe non salva, natura non perdona. Cambiamola sta fiaba, l'oroscopo ci guida, a volte ci condanna. In terapia ci vado, però vieni anche tu. Mamma e papà, grazie per l'eredità, ma rinuncio. Le stelle stasera disegnano un piano, ma che un finale migliore non c'è. Tutti i casi umani, 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 tutti i casi umani. Per me io volevo soltanto trovare l'amore, perché vorrei un cocktail diverso, ma prendo lo stesso per 2. Casi umani, tutti i 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 casi umani, casi umani, tutti i casi umani.
Casi umani, tutti casi umani siamo, tutti casi umani, tutti casi umani, tutti casi umani, tutti casi umani siamo. E si rimane lì, dice: ma questa Gaia parla davvero di tutti noi, questa Gaia parla di un qualcosa che ci succede ogni tot ci accorgiamo di chi ci siamo circondati. Ma vediamo come la rende lei questa cosa. È con noi, con tutti i casi umani, Gaia Papadia, ciao! Ciao Sammy, finalmente dal vivo e ciao anche a tutti i nostri radioascoltatori. Cioè, ragazzi, è da anni che Ci cerchiamo proviamo. di incontrarci in radio, ogni volta succede qualcosa. In mancanza d'altro era successo anche il Covid un po' di Sì, tempo la fa. pandemia è stata quella poi che ci ha proprio bloccati. Ma minimo, poi il lavoro, perché tranquillamente uno nella vita deve anche avere i suoi orari di lavoro e tutto quanto, e si continuava a rimandare, ma adesso che è uscito questo pezzo, tutti i casi umani, non potevo non invitarti a costo di venirti a prendere. Gaia, prima di tutto come va? Perché Va bene. c'hai la faccia di una che è libera, una che può Allora dire sono nel quello posto giusto. che... guarda caso, Radio Libertà, e mai fu più importante la parola libertà oggigiorno, perché sai, oggigiorno quello che dici poi viene etichettato, dici questa cosa, allora sei, non la dici perché non l'hai detta, eccetera. Ogni tanto è bello non avere peli sulla lingua e ammettere anche determinate cose. La Gaia Papadia, cosa ammetti in questa canzone? E c'è anche un video particolarissimo che ha un suo significato. Qual è il messaggio che lanci in questo pezzo? Io sto sul leggero, ma poi si può anche strapolare in casi più pesanti. Gaia, raccontaci. Beh, allora, diciamo che si può raccontare che chiaramente arriva anche un po' da un'esperienza autobiografica. Insomma, relazioni tossiche, se ne parla ogni giorno, specie per ragazzi, per persone della mia generazione, ma non solo, perché pubblicando questo singolo mi son resa conto che in realtà è un tema molto trasversale, perché anche persone un po' più adulte, 50 anni, ma anche ragazzini più giovani, 15, 16, 17, 18 anni, anche loro diciamo hanno abbracciato totalmente questa narrazione. Quindi mi è arrivata l'ispirazione chiaramente dalla conoscenza di, persone che mi hanno portato a soffrire, però dopo Esclusi i presenti, naturalmente, esclusi i perché presenti. altrimenti non sarebbe qui. Salutiamo chi ti ha accompagnato, scusa, cioè ha fatto Che non è un caso umano. ore di coda in mezzo al traffico di Milano. e tu lo includi anche No. chi è? Precedente. Come si chiama? Lui è il mio compagno, In Giuseppe senso Prisco, buono. ed Ciao. è anche colui che mi sta curando l'immagine e mi ha dato questa botta di vitalità. Infatti mi sta rendendo anche bello nelle fotografie ed è una cosa, direi un miracolo. Perdonami, ti ho interrotto. Ma figurati, assolutamente. Sì, quindi sostanzialmente mi son resa conto poi, appunto, andando sui social, ma appunto anche ascoltando semplicemente le storie delle persone che mi circondavano, che in realtà eravamo un po' tutti nella stessa barca. E allora mi son detta: "Però quanto può essere, positivo per noi vivere costantemente in questa narrazione in cui chiunque tu incontri può essere un malessere o un caso umano. In realtà forse ci precludiamo in partenza la possibilità e l'opportunità di lasciarci andare, di conoscere persone e quindi di vivere anche emozioni e sentimenti sani. E per questo io alla fine della canzone dico: siamo tutti casi umani, perché forse dobbiamo cercare anche dentro di noi la motivazione che ci spinge ad attrarre certe persone. Allora ragazzi, questo è un discorso che sembra facile, in realtà non è per niente facile perché io faccio rassegna stampa ogni giorno, mi trovo davanti a delle notizie tragiche, pazzesche, incredibili, accadono e ci siamo ti sei fidata ancora una volta di quella persona, non parliamo del primo appuntamento del tizio conosciuto su Instagram, al primo appuntamento lui ha cercato di violentarla e allora poi dopo abbiamo paura, poi dopo ci chiudiamo in noi stessi,
non usciamo più di casa o diciamo di no a tutto, a qualunque cosa, anche a quella persona che si vede che è una brava persona. Come fare? Come comportarsi? Poi certo, a volte ci sono i casi umani, tra virgolette, perché uno si guarda intorno e dice: "Cacchio, come son ridotto, sono circondato da casi umani." È un modo di dire, ma anche c'è la verità, perché alla fine ti circondi di personaggi, tra virgolette, sono personaggi, sono delle cose strane che però simpaticamente alla fine ci sono solo quelli, perché degli altri hai paura. C'è un qualcosa di più profondo in questa canzone, secondo me, che bisogna interpretare, bisogna approfondire e capire questi casi umani anche. Quanti casi umani abbiamo in giro, come si formano questi casi umani, quindi come anche cambiamo in senso negativo attraverso i social, attraverso le notizie di cronaca, perché molte volte, appunto, dicevamo prima, libertà, parlare, a volte oggi abbiamo paura di parlare perché, dicevo, dici determinate cose, ti mettono lì in quel rotondino tra questi perché hai detto questa cosa. Gaia è un momentaccio e tu in questa canzone hai riassunto tutto quanto simpaticamente con una smorfia, un sorriso e ci hai inserito proprio nella cronaca quotidiana e io ne sono contento perché alla fine ci devo sguazzare in questa cronaca. Gaia Papadia, adesso ci devi parlare di te, io mi metto comodo. Autrice, compositrice, leggo, studia chitarra e pianoforte, la sua musica è carica di riscatto e di riflessioni sulla sua generazione, sognatrice ma disillusa, forte ma inibita, che si rifugia nei sogni, nelle stelle e nella spiritualità. Qui mi zittisco e Gaia, chi sei? Cosa vuoi? Dove vuoi arrivare? Dove vuoi portare i tuoi interlocutori? Intanto cominciate a cercare Gaia Papadia, è facile perché Papadia ci sei solo tu che ti chiami Sì, Gaia. mio cognome, d'altronde. Gaia Papadia, ce n'è una e solo lei. Unica. Raccontaci, spiegati ai nostri ascoltatori. Per chi non ti conosce, ma qualcuno già ti conosce perché ti abbiamo trasmesso parecchie Sì, volte. assolutamente, ma guarda, dalla pandemia in poi, non sempre per tornare lì, però c'è stato un po' uno spartiacque. Io mi sono resa conto che la mia generazione, ma io quando dico mia generazione parlo di millennials, quindi in realtà è uno spettro un po' più Cerchiamo ampio. di capire quanti anni ha la Gaia, dunque. Di capire, Quanti gliene dai, Simone? Quanti gliene dai di andare? Che faccio fare una figuraccia? Però. Cosa hai detto? Ci sta. 46? No, 26. senti bene Sammy, sennò poi non vengo più, 26 ha detto 26, attenzione. 26 che offre di più? Attenzione, quanto offre lui? Non Vabbè, vale, lui lui lo sa. Io dico che ne ha di meno, per me 24. Troppo buono. Troppo buono, nulla stringe. Allora, sono entrata negli enta. Signori, è stato gentile Simone, Molto. è stato più gentile Sammy Varini, è appena entrata negli enta, che magari ne ha 36, non lo vuole dire, signore. È appena entrata, quindi a 30 anni, signore, a 30 anni è il momento in cui tu cominci a fare le cose sul serio e in effetti la Gaia lo vuole proprio fare, qualcosa sul serio, musicalmente e professionalmente, ma anche e soprattutto mandando messaggi. Ti ho interrotto di nuovo e prosegui a raccontarti, prosegui. Chi è questa Gaia Papadia? Cosa vuole trasmettere? Cosa stai ricercando? Cosa stai preparando per i tuoi interlocutori? Io voglio parlare di me, ma come di tanti altri ragazzi, tante altre persone che si trovano in un momento un po' buio, solo che non se ne parla tanto. Mi sono resa conto che anche durante la pandemia la generazione che appunto comprendeva anche me, quindi i neolaureati, è rimasta un po' nell'ombra. Questa è una cosa che mi è dispiaciuta e l'ho sentita anche, diciamo, molto forte dalle persone che mi circondavano, dalle ragazze, dai ragazzi della mia età, perché sai è stato un momento in cui tu ti laurei e potresti, dovresti, riuscire a cominciare a fare esperienze lavorative o perché no, magari viaggiare, capire veramente quello che vuoi fare. Invece c'è stato questo cortocircuito che ci ha tenuti bloccati.
E quindi mi sono resa conto proprio parlandone, non solo riflettendo su me stessa, ovviamente per me è stato un momento difficile perché con la musica avevo appena cominciato, diciamo, a prendere il volo e quindi c'è stata questa interruzione drastica. Ma non solamente chi come me aveva un sogno e un'ambizione così grande si è trovato in questa maniera bloccato, no, e impotente. Tante altre persone, anche chi voleva fare semplicemente un percorso, professionale, standard, se così possiamo definirlo. E quindi ho capito che forse quello di cui parlavo nelle mie canzoni, soprattutto in italiano, perché poi c'è stato un momento in cui io sono passata dall'inglese all'italiano, era proprio questo, io volevo parlare, in maniera anche un po' autoironica, se vogliamo. L'hai detto bene tu prima, con il sorriso, con autoironia, prendendosi anche un poco diciamo poco sul serio, ballando anche un po' sui problemi, no, con un ritmo anche quello di Tutti i casi umani, ma anche delle canzoni che arriveranno, che comunque invita a liberarsi con la musica, però a esprimersi, quindi concetti, testi che parlino di noi, che parlino appunto dei nostri problemi, ma perché no, provando a risolverli magari insieme. Dov'è che stiamo sbagliando? Adesso faccio delle domande impossibili. E dopo il Covid siamo tornati indietro nel tempo, ci hai fatto pensare un po' a come eravamo ridotti qualche anno fa. Che cosa ci ha lasciato il Covid e dove stiamo sbagliando? Non abbiamo riflettuto abbastanza durante il Covid o ci ha lasciato delle cicatrici troppo profonde? Siamo davvero cambiati dopo il Covid? Una generazione, più generazioni sono cambiate, si sono rinchiuse in casa, escono poco, si fidano meno della gente, ma anche delle istituzioni, di ogni divieto, ragazzi. Io vedo alla rassegna stampa quanti giovani non si fermano più all'alte della polizia. È diventata una moda adesso. Dopo Rami non ci si ferma, scappano, molti muoiono. E non è normale tutto questo. Voler saltare i divieti, qualunque tipo di divieto sia, devi fare cose vietate e devi fare il video con le armi per riuscire a lanciare dei messaggi che sei trasgressivo, che sei diverso, che sei figo, eccetera. Stiamo sbagliando fortemente e l'artista, secondo me, non si deve sottrarre, almeno quello, l'artista giusto per Sammy Varin, non si deve sottrarre a questo, far capire che forse davvero siamo troppo circondati da casi umani, appunto, sbagliati. Guarda poi, questa vuole essere una canzone, diciamo, molto introspettiva e anche psicologica, quindi senza, diciamo, andare necessariamente a scomodare quelli che poi diventano proprio casi clinici, perché comunque non ci dimentichiamo che violenza, sì, siamo al di là del caso umano, magari può partire da lì, ma quello è proprio una esagerazione, un'esasperazione di un profilo che poi non sta a me chiaramente indagare, perché io non sono né psicologa né Abbiamo psichiatra, inserito ecco. lo psicologo gratuito, signori, Mh. e ci sarà un motivo. Appunto. No, però il discorso è che, in linea generale, bisogna pensare un po' di più, magari bisogna fermarsi a pensare un po' di più. I social spesso non è che ci facilitano in questo, è tutto molto veloce, è tutto molto immediato e quindi anche la riflessione su chi sono, dove voglio andare e di chi mi sto circondando forse dovrebbe essere quotidiana. Esatto, almeno per 30 secondi, visto che dopo 30 secondi l'attenzione L'algoritmo scema e esatto. quindi non esisti più. Gaia Papadia, felicissimo di averti psicanalizzato in questi pochi minuti, di aver psicanalizzato la tua canzone, che ribadisco e discoriba è molto più importante di quanto sembri. Infatti adesso ve la rifaccio sentire, Simone, la rifacciamo sentire salutando la nostra Gaia. Allora, bolle qualcosa in pentola, ma l'hai detto prima fuori a microfono chiuso, cosa si può dire, cosa non si può dire, cosa bolle? Beh, si può dire sicuramente che sto lavorando a un EP, quindi uscirà a breve un album con delle canzoni in italiano. Ho trovato la mia penna, sto collaborando con 2 produttori che saluto, Le Ore, che mi hanno cucito un vestito addosso molto bello. Ho trovato Bello, me sì, stessa. Ti piace? ti trovo Molto bene, bene. questo vestito addosso mi piace, sì. E quindi io non vedo l'ora di farvela ascoltare perché, insomma, penso di aver trovato veramente la Gaia Papadia in italiano, in le mie tematiche, voglio portare questi messaggi molto forti per me
al pubblico, spero il prima possibile. E noi saremo il tuo altoparlante. Gaia Papadia, signori, cercatela facilmente su tutti i social. C'è solo lei che si chiama così. Esatto. Che fortuna. Grazie Sammy, grazie veramente Un tanto. piacerone, Gaia, un piacerone averti prestissimo. ritrovato. Anche per me, a A presto. prestissimo. Ciao, Ciao. ciao, 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 ciao. Ma che ci spero a fare? 2 cuori più un altare e un karma familiare. Assurdo non ti pare? Di selfie al cellulare ne è pieno. Io sogno una cornice d'argento e vorrei che non mi prendessi di petto. La terapia d'urto la faccio da un esperto. Tutti i casi umani, tutti i casi umani, tutti i casi umani, tutti i casi umani. Tutti i casi umani, tutti i casi umani, tutti i casi umani, tutti i casi umani. Per me che volevo soltanto trovare l'amore. Famiglia non aiuta, principe non salva, natura non perdona, cambiamola sta fiaba. L'oroscopo ci guida, a volte ci condanna. In terapia ci vado, però vieni anche tu. Mamma e papà, grazie per l'eredità, ma rinuncio. Le stelle stasera disegnano un piano, ma che un finale migliore non c'è. Tutti i casi umani, 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 tutti i casi umani. Per me io volevo soltanto trovare l'amore, perché vorrei un cocktail diverso, ma prendo lo stesso per 2. Casi umani, tutti i 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 casi umani, casi umani, tutti i casi umani. Casi umani, tutti i casi umani, siamo tutti i casi umani, tutti i casi umani, tutti i casi umani, tutti i casi umani, siamo. Avete ascoltato Potere al